giù. Oggi il nostro Ciruzzo mi taglierà i capelli. Attenzione, no qua però, qua nei lati sempre, per arrangiarci un po' in questa quarantena, perché non se ne può più. Mamma mia, ma giù che ci passate questo capo, guardate qua. Esagerate, ma chiamo a Ciruzzo. Pronto? Già, devo dire Mo, c'ho bisogno bene. Aspetta, ma c'è un giorno prima non mi capi. Allora, ovviamente non possiamo fare tutto quanto da soli, ma ci vuole l'aiuto di un barbiere, ovviamente, quindi abbiamo chiesto aiuto al nostro The Barber Benito e mo lo vedremo in diretta su Instagram con noi. Oggi io non so cosa accadrà e come uscirò, spero meglio di come sto mo. Questi qua non li guardate proprio perché non li tocco, però almeno lo risteccare in di lato, guardate che comunque si sono fatti lunghi. Siamo pronti, vai giù. Allora, il nostro Ciruzzo già sta, diciamo, a barbiere proprio. Siamo pronti? Vai giù, mi faccio manca da chiacca. Allora, Camarino. Tu mantieniti sempre più basso, non sei troppo assai. Ma pure se ti scarrano poco, tanto tra 15 giorni. Però dico tu, no, sì, mantieniti basso. Lo so. Poi ti faccio di poco come brutto, poco camera. Poi mi fai vedere, va bene, mi fai vedere come è venuto. Allora ragazzi, ecco qua, lo vedete qua sulla destra, lui è il nostro barbiere. No, lui, quello vedete nella diretta di Instagram. Benito ci sta dando una mano e niente, possiamo cominciare. Cominciamo. Luca, prima cosa, impugnatura, vedi così. A così, bene? Ci avvicina la testa e deve uscire fuori, Guarda, come come fa. vedi. Va buono, bene? Vai, Dai diritto? Non ci capite, Camarino? Ma non ci troppo in capo, Luca. No. Vai. Un asciugamano che ma lo metto. Oh, vai. Un barbiere. Un barbiere. Ma è un bavetto, un bavetto, amici. Ma allora, fino a coppa la lingua. Camarino, chi sta in asciugamano? Stanno a basso. Ma vieni a cappato, vieni a asciugamano rosso. Hanno fatto oggi. Aspetta, facciamo fare tipo barbiere. Poi. Ma la devo legare le manzane. Sei pronto? Apri tu sei pronto, Vai. A qua la basetta da storia, no? No. E poi esce fuori. Bravo, poi portali tutti diritto. Portate il dritto. Non salire più, abbassa, bravo. Va buono, bene così. Sì, qua. E fai due dita. Camarino. Bravo, brava, tira fuori. Sotto a zero, poi a altezza qua tira fuori. Bravo. Ok, bene. Mo vai diritto come stai per tutta la testa. Guardati, quella è una linea guida praticamente. Devi seguire quella linea che ci hai tagliato e te la porti torno. Ok, bene. Poi ma svegli che sono triste. No, mamma mia, devi stai in buono questo momento. Un momento però. Sì. Ma veramente che stava sul turno, ma basta morire. Mamma mia. Camarina, fortuna tua, buono, ma che va? Diventava Luca e per 15 giorni la urina su, senza gasolina. Luca è da siente tu. Come? Wow, Camarino, sto chiedendo bu. Io non mi vedi qua giusto senza lente. Vedete ragazzi, vi fermate più o meno a questa altezza qua, poi se avete una macchinetta più piccola che ma è un po' più corto, perché a me mi piacciono abbastanza corti i capelli sotto. Va bene, va, fa un tutorial. Aspetta. Oggi mi aspettate un po', ma ci devo revocare tu. Wow, Camarino, oh, ma che bu. No, anche sta andando bene, devo dire la verità. Oh, Camarino però, frate, oh. Ma aspettate, Sta andando bene. Mi stai facendo sentire proprio un face. No, bene. Ma non è troppo buono, è buono, vieni tu. Perché ora ci fa tutto il contrario, che a me piace ma ti faccio andare prima questi qua e poi sotto, capito? Magari un po' stradiani.
Non ci cago io, però boh. Scusate, babbi, ce lo devo con la barba, ci fai il caduraggio. Sì, no, sei impegnato con me. Faccio fare. A una volta, sto con il caduraggio, ce l'ho 5 minuti. Caccia mi abbiamo qualche di sigaretta. Va. Allora, vai. Puoi iniziare a sfumare, sali fino a sopra, non sui capelli lunghi, solo la sfumatura, i panettani, vedi qua, devi arrivare fino a quando esci fuori, guarda, a Accusti, bene. Bravo, fino a sopra, li pulisci tutti quanti. Ok. Tutti quanti là, li accusti, va. Vedi? Ah, hai capito. Almeno inizi a collegare il corto per il lungo. Ok, bene. Luca è corto qua. No, non ti preoccupare. Così, Cammini però, sta qua. Vai. Luca, stai diritto verso il lavoro, hai capito? Sì, lasciami camminare, allora bucati un po'. Sciavolo, no? No! Facci mettere la camera dritta, mettere dritta e sta così a sfumare, va, uscire fuori. Oh, non ti muovere così, cammini. No! No, fatto niente. Buona, brava, così Luca, vai. Vedi, quello ne tagli un poco, è Sì. importante. Che non può che sta tagliando, bene? Adesso ma manda chi va. È importante, noi dopo andiamo a togliere solo la lineetta sotto, hai capito? Sì. Guarda, tu scende 75 come è. Ah, che perché vuoi quando vedremo? Non vuoi capo a me per sta a fare? Wow, bello, cammini, possiamo fare un barbino. Beh, non l'abbiamo un bambino. Dove mi scende Fatimo, buonasera. Va, cammini. Babbi, aspi, vai, babbi. Vai. Manda chiari, ci va. Vai. Hai tagliato buono come hai benito. Come, Già, cammini. fatto. Oh, cammini, però sta calmo con me, No, amore di Dio. È un scorda, Ricci, cammini. Tengo pure la riccia. Bene, va buono, vai, bene. Luca, prendi un pettine più piccolo di questo. Ok. E non devi salire fino sopra dove sei salito, ti prendi un dito un po' più basso. Va buono questo, bene? Sì, e sfumo. Tu che? Non mi auto a me, l'auto tua torna a me. Non c'è. E io che fa? Modo a me la capo tu controlli, non è che se ci sta torna a me. Ma non ti sta l'auto. Va bene. Ci ha già messo a zero, mo. Prendi un altro pettine più corto di questo. Ah, no, qui. Bene. Ci conta che c'è la Ora c'è una brutta notizia. Allora togli il pettine, vedi se si alza di misura, vedi quello si gira. Sì, Il pettine vai. davanti alla macchinetta, Luca. Sì, si alza. Faccio un po'. No, vedi se abbassa ancora il pettine. Allora, Sta alzato. ah, già così. Luca, mettiti diritto al lavoro. Gira, no? Bravo, a stare dritta, magari tu ovile, capito? Sì. Avete pulisci un po', lo devi pulire un po', Luca. Ah, bene, Luca, pulizziamelo un po', Lasci- mamma mia. Un bene lì, Bene lì. Ti muovo lo scopettino dove c'è, babù. Ma buono scopertino, bene? Bravo, puliscilo bene, almeno questo. Sarà tu fumato, sta ratta. Non ti preoccupare. Poi giù, ma perché? Come la verità? Malamente. No, cammini, quello è buono. Sì, adesso è diritto, sto guardando. Sì. È diritto la linea, bravo Luca, bravo. Grazie, bene. Se la linea era dritta, è diritta. No, chi sai di queste cose che a fianco. E allora metti quello là nero e azzeccalo proprio alla lametta. Ok, allora così. Dice, Torno, bene. solo sulla linea. Ok. Palini e gli sciafo. Ma fatta, guarda che lo è. E sta vista. Vedi? Prendi non puoi capirli. Ah. Ci volessero pochi sputazzi, però. Lascia stare, non c'è. No? Facci stare che lo faccio quanto, Luca. Fa una carta a sta macchinetta, Luca. Vai. Madonna santa. Qua, cammini. Ma io Ma perché... l'acqua santa di Pasqua ti è rimasta? No. E si capisce perché lo sciampa, magari c'è qualcosa che mi spara. No, non c'è annanzi, Luca, lo ciuffo la maniera, la cucina e ci giù. Vanno bene. Si Fai prova. lo sciampo, capire? Fammi. Vado bene, per la Fare sport perché ancora da c'è passato poco, però. Hai capito? La rete sì, poi ora papparà. Hai capito che pare tu? Com'è la
tagliata, Luca, è buono Luca. Oh, a me. Va buono. Oh, paga bu. Allora ragazzi, diciamo che Luca ce l'ha messa tutta con l'aiuto del nostro barbiere in diretta. Come potete vedere questo è il taglio che mi ha fatto, cerco di farvi vedere anche dietro. Ovviamente il ciuffo è ancora sbarazzino perché mi devo fare una grande doccia e mi devo sistemare ovviamente per bene. Quindi voglio, in questa quarantena uno cerca di arrangiarsi come può e come vedete la capa che avevo prima la tengo ancora perché comunque il ciuffo non me lo taglierò mai, non pensate. Però nei lati almeno abbiamo sgonfiato un po' la capoccia che tenevo una capa che manna una cosa esagerata. Poi volevo dire una cosa importante, oltre a questo canale io tengo un altro canale che si chiama Carmine Migliaccio Vlog dove faccio video dove parlo di me, dove vedete ecco qua queste cose qua che mi capitano nella mia vita, dove racconto il mio passato, quello che ho fatto per arrivare dove sono arrivato, dove do consigli, dove parlo di cose comunque importanti e parlo di me, quindi scoprite proprio il Carmine che c'è diciamo sotto quella parrucca. Per chi è interessato magari il canale si chiama Carmine Migliaccio Vlog, troverete il link nella descrizione del video, magari se siete interessati vi può piacere qualche video e vi può essere utile. Ora diciamo Luca è passato al secondo cliente, sta tagliando i capelli a Raffaele, i capelli poi, i peli a Raffaele e io penso che vado a fare una grande doccia perché sto tutto plusso. Vi mando un bacione grande ragazzi, facci te brasi da spazio tutta la gente.